La quarta corsa è una prova per i 4 anni in preparazione al Gran Premio Triossi. Sono 8 cavalli al via con l'1 Danubio Federico Esposito, 2 Dominus Fas Roby Vecchione, 3 Dotter S Alessandro Gocciadoro, 4 Doro Tibar Andrea Farolfi, 5 Demon dell'Est Antonio Di Nardo, 6 Diamond Francis Vincenzo Piuscoglio dell'Annunziata, in seconda fila 7 Dunga Alessandro Muretti, 8 Dolce Vichi Manuel Pistone. La macchina si prepara a staccare con Dominus Fas che difende la posizione interna, passa però Dotera S, viene lasciata sfilare a condurre. Fuori rimane Diamond Francis, terzo allo steccato Danubio, il quale precede Dunga, quindi Dorothy Bar, Dolce Vichi alla retroguardia, Demon dell'Est. 13,9 per i primi 200 metri da parte di Dotera S che si è installata al comando su Dominus Fast che l'ha lasciata sfilare, terza posizione per Danubio. Quindi Diamond Francis che è allo scoperto, la seconda pariglia la va a fare Dolce Vichi. C'è stato un 28,6 comunque per i primi 400 metri di corsa, oggi c'è caldo, la pista è svelta. E Dotera S è una cala di grandissimo livello, per cui i parziali sono sicuramente veloci, si completano i primi 600 in 44,1, passaggio davanti alle tribune con in vantaggio Dotera S, nella sua scia Dominus Fas, di fuori Diamond Francis, pariglia per Dolce Vichi che chiude lo steccato Danubio, quindi la coppia dei due di Casillo, Dunga e Demon dell'Est alla retroguardia Dorothy Bar. 34 per il secondo quarto di gara, 59 spaccato per la metà della corsa, il chilometro se ne va in 1:13,6 con sempre Dotera S in vantaggio, Diamond Francis che prova ad attaccarla all'esterno, quindi Dominus Fas e Danubio, gli altri che perdono qualche battuta quando siamo a 400 metri dalla conclusione. La retta opposta alle tribune in 13,8, Dotera S che controlla Diamond Francis proteso al suo esterno, chiuso allo steccato numero Dominus 4 Fas, Dorothy Bar squalificato. Dolce Vichi che prova a venire a fare l'arrivo, allunga Dotera S a 200 metri dalla conclusione, 14,5 per la piegata, Dotter in vantaggio, Diamond e Dolce Vichi al largo, di dentro Dominus Fas, Dotera S nel finale si allunga e vince netta per il secondo posto. Dolce Vichi tiene a bada il ritorno di Danubio che probabilmente non riesce a stampare Diamond Francis. C'è 28,1 a chiudere, 1:11,9 in percorso di testa, fatti a tirare indietro Dotter AS Alessandro Gocciadoro che allena e guida per la scuderia Carsco la vittoria della figlia di Father Patrick e Highland Imlage, pluripiazzata e vincitrice classica. Facile assunto in percorso di testa per il numero 3, al secondo per completare la coppiata dei Gocciadoro è Dolce Vichi, al terzo posto finisce Diamond Francis.